ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. Non ce l'ha fatta Nunzio Papalardo, 47 anni, morto a causa delle gravissime ferite riportate a seguito di un incidente avvenuto martedì scorso in provincia di Catania. Il sinistro, a quanto pare di natura autonoma, ha avuto luogo a Paternò ed esattamente lungo via Mediterraneo. La vittima si trovava a bordo di una moto quando avrebbe perso il controllo del mezzo andando a finire sull'asfalto. Violentissimo l'impatto, tanto che all'arrivo dei sanitari del 118 l'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Marco di Catania. Giorni di preghiere e di speranze, Nunzio però si è spento ieri sera, era marito e padre di 3 figli. Il 24enne che avrebbe strappato l'arma dalle mani dello zio per ucciderlo avrebbe agito per legittima difesa. Questo quanto emerso dalle indagini sull'omicidio di Giuseppe Buscemi, ucciso a colpi di pistola a Palagonia in provincia di Catania. Sembra che la vittima fosse stata condannata a 2 anni e 8 mesi per atti persecutori nei confronti della ex moglie. Sarebbe questa la ragione che avrebbe indotto l'uomo, particolarmente nervoso per via della futura reclusione, a perdere il controllo. Buscemi avrebbe quindi impugnato la pistola minacciando il fratello. Così il nipote, preoccupato per i suoi familiari, gli avrebbe strappato l'arma dalle mani per poi colpirlo mortalmente. Il giovane al momento si trova recluso al carcere di Caltagirone. È accusato di aver violentato per anni la figlia nel mirino degli investigatori, un uomo di 45 anni di Montelepre, in provincia di Palermo. In base a quanto emerso, la giovane avrebbe denunciato alla polizia gli abusi sessuali subiti dal padre nel corso degli anni. Adesso la ragazza ha 18 anni, ma sembra che le violenze andassero avanti da quando ne avesse soltanto 9. Dopo la segnalazione della giovane, l'uomo è stato arrestato. I poliziotti si stanno occupando delle indagini per far luce su quanto accaduto. È in chiusura il Covid, resi noti i dati del bollettino in Sicilia anche per la giornata di oggi, decremento di 2.584 attuali positivi. I nuovi casi in totale sono 1.282, 4 le vittime, quasi 4.000 i dimessi guariti. Palermo e Catania in testa per contagi. In Italia invece sono oltre 31.000 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, il tasso di positività scende al 16,2%, diminuiscono i pazienti sia in terapia intensiva che in area medica. È tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti nel TG Flash delle 20. A più tardi. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.